Quali sono i punti di forza che possiede Cagliari rispetto alle altre città candidate per le Olimpiadi estive? Ma innanzitutto per quanto riguarda i punti di forza sono il vento, le condizioni meteo, le condizioni ambientali, quindi anche lo stato di salute delle acque, che è un elemento che viene valutato ormai in modo molto dettagliato, puntuale, lo stato di salute dell'acqua e quindi il livello di inquinamento e l'inquinamento anche dei fondali marini. Questi sono punti di forza difficilmente ripetibili, perché ovviamente le condizioni meteomarine sono condizioni che non sono replicabili altrove, che è l'elemento di maggior forza. Tant'è vero che già oggi, in vista delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, molte nazionali si stanno allenando nel Golfo di Cagliari, proprio per questa caratteristica di campi di regata eccezionali. Gli altri elementi sono le infrastrutture, l'aeroporto a pochissima distanza dalla città, che consente collegamenti rapidi, le infrastrutture legate al porto, la portualità, la mobilità, quindi anche i sistemi di mobilità urbana, il fatto di poter avere dei luoghi come la zona di Calamosca, le ex caserme, riqualificabili, senza consumo di suolo, per ospitare il villaggio olimpico, che è un altro elemento molto forte che viene valutato oggi dal Comitato Olimpico Internazionale, quindi non consumo di suolo, non le cattedrali nel deserto e le polemiche anche che hanno caratterizzato alcune Olimpiadi, alcune Olimpiadi nel passato, ma la riqualificazione di luoghi poi da restituire alla città e ai cittadini e anche alle convocazioni turistiche in questo caso. Gli altri elementi di forza sono il clima, quindi le infrastrutture, presidi da riqualificare, la sicurezza. Cagliari è una città sicura e oggi ovviamente anche per le sfortunatissime e tragiche vicende che hanno riguardato molte città nel mondo e molte zone anche a poche miglia marine di distanza da noi, pensiamo ai paesi del Nord Africa, dove sono questioni che vengono valutate con attenzione, quindi la situazione di sicurezza, dei servizi che la città offre, della qualità della vita che viene valutata e di come la città si presenta. Cioè, noi siamo stati selezionati dal Comitato Olimpico Italiano proprio per tutte queste caratteristiche e per come abbiamo composto il dossier in relazione alle richieste su tutti questi punti che ci hanno consentito di essere considerati come un punto di forza per la candidatura di Roma 2024.